Ciao ragazzi, bigoli, bigoli e ancora bigoli. Ovviamente con le sardelle. La Bigolada di Casteldario, un avvenimento imperdibile non soltanto per i residenti ma anche per tutto il circondario, perché sono migliaia le persone che ogni mercoledì delle ceneri vengono qui per assaggiare questa specialità, i bigoli con le sardelle. 11 paioli, tutti alimentati a legna, all'interno dei quali in ciascuno vengono versati circa 10 kg di bigoli che danno vita a qualcosa come 20-25 porzioni. E poi altri 7 paioli in cui invece viene preparato il condimento a base di alici, alaci, tonno e diversi segreti che non mi diranno nemmeno sotto tortura. Ma che cos'è questa festa al di là dell'aspetto così del divertimento goliardico e degustativo? Pensate che le origini arrivano addirittura dal 1848, quando qui c'era la dominazione austriaca e gli austriaci dissero di no alla volontà dei casteldariesi di effettuare una distribuzione di pane, aringa e graspia, il vino piccolo, il vino allungato fatto passare sulle vinacce della vendemmia. Gli austriaci dissero di no. Ma sapete che c'è? I casteldariesi dissero noi la facciamo lo stesso e così fecero. Quello fu un po' il primo atto ufficiale di una somministrazione in pubblico che assumesse non ancora i contorni di una festa, perché all'epoca era soprattutto una distribuzione per i meno abbienti, per i più poveri e i contadini, che spesso erano la stessa cosa. Per arrivare a chiamarla Bigolada si dovette attendere fino al 1935, quando il Podestà di Mantova chiese l'autorizzazione per lo svolgimento di questa manifestazione e la risposta del governo fascista fu: va bene, però mi raccomando, niente troppi proclami, niente esagerazioni con la festa, non si poteva nemmeno chiamare festa, al limite Bigolada. E fu così che nacque il nome di questa festa, grazie al Podestà, al prefetto di Mantova. Set up camp, place a nice cold natty light right in my hand, stretch out my yard sale lawn chair, cast out my pole. Quando arriva la Bigolada, migliaia di persone si riversano nella piazza centrale di Casteldario per assaporare questa preparazione che va ben oltre il semplice piatto, come ripeto, perché è un piatto che connota una forte caratterizzazione di identità territoriale. E poi ovviamente questa è una festa importante perché consente alla Barocco di finanziarsi della propria attività sempre con uno sfondo culturale. Adesso ho voglia anch'io di identità territoriale, quindi vado a mangiarmi un buon piatto di bigoli con le sardelle. Ciao ragazzi!